Il pianoforte, lo strumento salottiero per eccellenza, un altro richiamo gozzaniano, il salotto di Nonna Speranza, dove le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche. Sì, ma non soltanto antiche, anzi allora si suonava quasi esclusivamente musica moderna e contemporanea, proprio come oggi, no? Che la musica moderna e contemporanea piace moltissimo al pubblico, tra virgolette, per carità. Invece allora la novità regnava sovrana e quindi Torino pullulava di compositori ed editori che sfornavano a getto continuo pezzi per i dilettanti. Torino suonava, Torino costruiva pianoforti, Torino stampava musica, Torino era piena appunto di persone di ambo i sessi, come si diceva un tempo, che pestavano gagliardamente sui tasti del pianoforte. C'era il grande concertista come Giuseppe Enrico Marchisio, ma c'erano anche signorine e signorini che, singoli o a quattro mani, divoravano musica a ogni momento. Quindi c'era bisogno di dar da mangiare a queste persone. E allora ecco che i compositori torinesi scrivevano. Due campioni di questa produzione. Il Birichino di Torino di Giuseppe Unia. C'erano delle famiglie musicali non soltanto al tempo della scuola violinistica, ma anche nell'Ottocento. La famiglia pianistica degli Unia, quella dei Marchisio. Sono due esempi. Unia scrive il Birichino di Torino e vi ricordate, una volta si diceva guarda lì che ziche, guarda lì che mastichi amaro. Unia costruisce il valzer su questo tema e poi gli dà uno svolgimento. Magari non è Strauss, per carità, ma divertentissimo, pieno di trovate pianistiche, di bellurie, di motivi che sicuramente allora piacevano e possono ancora piacere oggi. E poi, ecco un altro pezzo encomiastico ma divertente. Pietro Bertuzzi, Carneade anche questo, il primo violino del Teatro Regio di fine Ottocento, aveva la mania della composizione leggera. E allora regala alla regina Margherita, non ancora regina, ancora principessa di Piemonte, un Margherita a Torino, una polca brillantissima, davvero questa degna delle grandi polche di Strauss, che fu eseguita al Circolo Eridano, allora non ancora del Circolo degli Artisti, ma ancora della Società del Whist. Ma accanto al valzer e alle polche c'erano i pezzi da salotto, quelli sentimentali, quelli ranca cœur, diremmo. E allora questi arrivavano dall'estero, per lo più dalla Francia. I diritti d'autore non erano ancora così rigorosi, gli editori torinesi importavano i pezzi e poi li ristampavano. E due best seller dell'epoca, due pezzi assolutamente gettonati, erano la Rêverie di Henri Rosellen, compositore francese che nessuno conosce più, con il suo gioco di note ribattute che sembra un po' un mandolino, un po' un piano a cilindri, non una pianola. Ma allora questo pezzo faceva un effetto incredibile, tant'è vero che i fratelli Goncourt nel loro giornale dicono che era un mezzo di seduzione infallibile in salotto. Sarà, a me non è mai capitato. Ma molto più importante è Le Cloche du Monastère, altro titolo francese, che è un notturno scritto non da un pianista ma da un organista. Louis Lefebvre-Vely, l'organista che suonò i funerali di Chopin. E quindi confezionò con molta astuzia un falso Chopin, con queste campanelle del convento che gradualmente vengono fuori dal contesto melodico e chiudono in modo sognante, in modo veramente da rêverie, questo pezzo che allora era famosissimo e tutti gli editori torinesi, generazione dopo generazione, lo hanno ristampato. Vale la pena ascoltare questo, ma anche i pezzi che precedono e, perché no, anche quelli che seguiranno.